Le preoccupazioni sono trasversali, prescindono dal colore politico. I sindaci del Veneto stanno preparando un documento da presentare a Regione e Governo con richieste e soluzioni. Il confronto è in programma il 22 settembre con gli Stati Generali di ANCE Veneto e alle porte bussa la distribuzione dei migranti. L'appello che ho fatto è di limitarci a gestire l'emergenza nei nostri territori, perché questa è la nostra competenza. Poi ognuno di noi avrebbe la soluzione in tasca, da chi li vuole aiutare a casa sua, chi vuole fare dei grandi centri di accoglienza ed evitare gli smistamenti, però noi non siamo chiamati a questo tipo di soluzioni, noi siamo chiamati a gestire l'emergenza nei nostri territori. Ho chiesto ai sindaci dialogo con i prefetti per evitare situazioni spiacevoli come quella che è successa a Vicenza, per evitare le tendopoli, per evitare le imposizioni. Ho chiesto ai sindaci di essere dialoganti e, per chi può, senza nulla sottrarre alle proprie comunità, anche disponibili. Dopo la sensibilità di ognuno di noi è diversa e quindi è giusto che ogni sindaco agisca nel migliore dei modi per le proprie comunità. Dico solo che situazioni come quelle viste in passato di Bagnoli, Cona o come quella che stiamo vivendo qui a Treviso della caserma Serena non possono certamente essere la soluzione per il futuro. Questo è un tema sul quale ci stiamo battendo davvero da tanto tempo, anche perché è una questione certamente di cuore da una parte, dove i sindaci non vogliono sottrarsi alle responsabilità nei confronti di questi minori che devono essere garantiti nel loro percorso di crescita. È altrettanto vero che cominciano a pesare tanto da un punto di vista finanziario nelle casse dei comuni. Per il comune di Treviso 1,3 milioni, per il comune di Padova siamo arrivati addirittura a 3,5 milioni, capite che sono situazioni insostenibili, ma anche concettualmente non le riteniamo corrette. Se a noi ci costano 100 euro al giorno, crediamo e chiediamo che il governo ci rimborsi 100 euro al giorno. Pesa anche la gestione dei minori non accompagnati. Noi temiamo davvero che insieme comunque a un aumento che rimarrà un po' dei costi energetici, a una difficoltà, come dire, di avere risorse per i servizi, si unisca anche la modifica del patto di stabilità. Questa è la cosa che sarebbe il colpo definitivo e davvero già gli amministratori stanno dando tanto, hanno dato tanto in questi anni e temiamo davvero per la tenuta delle nostre comunità. Per quello le voci di tutti noi insieme sono importanti. PNRR, carenza di personale, aumento dei costi energetici, carenza di alloggi, la spesa corrente, tanti nodi sul piatto e il rischio default per alcune amministrazioni potrebbe non essere così lontano.